E quindi oggi siamo con una ragazza che da 30 anni, pensate, da 30 anni che gira per le baite del Friuli, prima con i genitori che, eh, che amano come lei la montagna, sia il papà che la mamma, e infatti loro prendevano sempre, come si usava una volta, scrivevano sul quaderno tutte le esperienze fatte. Dopodiché questo quaderno lei l'ha rubato e ha detto a me sto quaderno piace e voglio farlo io. Vediamo? C'è? Sì, Dopo ce lo ecco. farai vedere. E quindi poi col cammin facendo, perché bisogna camminare, bisogna fare trekking per andare in montagna, anzi hiking, perché sono cose che si fanno in giornata, mentre il trekking è di più giornate. Invece tu ami le cose da una giornata, no? Fin quando non prenderai tu in gestione una baita, un rifugio. Allora, vediamo chi è Elena Feresin, no? Questo Sì, cognome è friulano, quel cognome. è di Gorizia, verso Gorizia, Mossa. Allora, adesso abita a Fagagna, forse, dopo ce lo dirà lei, Sì, vediamo. Anche perché è una ragazza che è sportiva e quindi ha fatto anche la 24 per un'ora, che come sappiamo tutti è partito tutto da Fagagna, le 24 per un'ora. Anch'io ho iniziato là, addirittura sponsorizzavo altre realtà, fin quando non ho fatto io, sai Elena, 3 squadre a Teleton a Udine, e anche tu hai corso a Teleton a Udine, no? Dopo ci racconterai anche questa cosa qua. Ma chi sei? Allora, vediamo 5 parole che sono le parole che identificano Elena. Quindi il camminare, le montagne, i libri, le ricette e i racconti. Quindi oggi praticamente ci racconterà la sua storia a 360 gradi, come piace a me, tutto, quindi da quando praticamente tu hai iniziato a capire perché ti piaceva la montagna, no? Tu hai lavorato anche un periodo a Trieste, quindi nell'ambito del Infopoint, quindi turismo, accoglienza ai turisti, hai iniziato sempre a raccontare del nostro Friuli Venezia Giulia, no? Ma siccome a te comunque poi ti sei, cioè comunque tu avevi altri impegni, dovevi laurearti e quindi la laurea ti ha portato e il lavoro ti hanno portato a distrazioni, no? Quindi queste distrazioni erano comunque che hai deciso di intraprendere una strada che è un'altra passione che hai, la moda. Hai iniziato a lavorare nell'ambito della comunicazione perché tu sei laureata nel settore della comunicazione, marketing, no? Poi vedremo anche questo, di cosa si tratta e di perché questa scelta e di che vantaggi ti ha portato anche gli studi poi anche nel poter raccontare meglio il Friuli Venezia Giulia, no? Quindi tu hai intrapreso questa strada lavorativa e quindi un po' sei stata un po' distratta e a un certo punto l'azienda ha detto noi ci trasferiamo a Milano, vieni con noi e lì è stata dura perché tu hai deciso di rimanere in Friuli Venezia Giulia. Vedremo se è stato un bene o un male. Sta di fatto che dopo questa triste notizia comunque tu sei andata in crisi, no? Al che i tuoi genitori hanno detto vieni con noi in montagna, ma tu non eri pronta per la montagna e sei andata vestita da città. E, chissà se c'è una foto dopo che vediamo che fa un po' ridere, però secondo me l'importante è andare, no? Ti hanno portato a Cusine, chiaramente sei stata colpita, affascinata e da lì bisognava salire chiaramente perché i tuoi genitori ti hanno portato fino al rifugio Zacchi e lì è nato qualcosa, no? Perché chiaramente lì volevi andare sempre avanti ed è quello che hai fatto perché praticamente quindi ogni escursione per te è stata veramente un qualcosa di super incredibile e quindi adesso vedremo che stanno già commentando, però aspettiamo un attimo
perché volevo terminare questa cosa qua che è importante, no? Addirittura tu, è successo che ti sei lasciata col tuo amoroso, te un po' dietro, tra l'altro non condivideva le tue passioni e quindi qua la vita tutto remava contro, no? Perso il ragazzo, perso il lavoro, però quello che era la tua fiamma, il tuo amore per la montagna, per il Friuli Venezia Giulia, per le baite, per i rifugi, finalmente sei riuscita a cambiarti la vita. È cambiato tutto nel momento in cui hai aperto anche un blog, hai iniziato a scrivere, addirittura hai scritto anche un libro, chi lo sa, lo sapremo tra poco. Comunque, hai creato la tua baita virtuale, quindi sul blog, che dopo ci dici anche come si chiama, perché comunque tu scrivi anche in inglese, vuol dire che lo sai bene, The Writers Mountain Hut. Hut, si dice Hut. Hut, che vuol dire baita, no? La baita della scrittrice. La baita della scrittrice, no? Allora, camminare è la tua passione, lo fai sempre anche in pausa pranzo, quindi anche quando sei in città, e ora hai trovato un altro amoroso che condivide con te tutte queste passioni, quindi è tutto più facile. L'ho visto anche all'opera con una bella macchina fotografica, con un zoom che chiaramente ti permette di fare delle belle foto. Le vedremo stasera, vedremo tantissime foto e quindi aggiungo solo una cosa. Io ho 2 figli e per stimolarli a portare in montagna non c'era bisogno, ma però per trovare un motivo gli ho fatto fare una tessera dei girarifugi. Ho scoperto, cercando tra le tue foto, che anche tu hai fatto la stessa cosa. Quindi vedremo quanti rifugi hai girato ed è per questo che oggi volevo intervistarti in esclusiva. Tu sei anche una social ambassador, dopo vedremo cosa vuol dire, come me, ma voglio sentire da te perché sei una social ambassador e voglio capire quanti rifugi hai toccato e se hai raggiunto l'ambita maglia del girarifugi che ce l'hai, ce la fai vedere dopo. Dopo vado a prenderla. Le maglie. Intanto salutiamo la nostra amica in comune, Rosa Puntel, che ci segue e che è la gestrice del rifugio Zacchi. Allora, la prima cosa che faremo quando riapre la Rosa, andiamo su assieme, perché bisogna andare su, perché tu so che una cosa che non ho ancora detto, tu ami, oltre che scrivere, anche parlare di ricette e ho visto che sei anche una cuoca. Quindi andiamo a assaggiare il fricco e magari nel rispetto delle norme Covid vediamo se la Rosa ti fa fare anche il fricco esclusivo per noi. Ciao Rosa! Mandi Rosa! Oggi vedremo delle belle foto, no? Allora, chi sei Elena Feresin? Beh, salutiamo anche Marina. È la mia mamma, Marina. Bene. Marina Gentilini. E tuo papà come si chiama? Loris Feresin, ovviamente. Ecco, allora, ascolta, dimmi anche il nome del tuo moroso che ti segue. Non so, dopo chissà se ci commenta, se è costretto oppure se veramente la passione anche lui. Allora, intanto vediamo che sì, salutiamo Stefano e intanto Rosa dice appena riapriamo ci aspetta. Bene. Ed è già una bella cosa perché noi siamo ottimisti, noi puntiamo al giallo e al bianco della neve, no? Dai Elena, raccontami chi sei. Ma hai spiegato tutto tu, però io sono Elena, appunto, ho quasi 30 anni e la mia passione è il camminare e il Friuli Venezia Giulia. Non è sempre stato così, anzi, come hai detto tu, io ho iniziato ad andare in montagna da piccolissima e a camminare sin da quando ero piccola, anzi all'inizio non camminavo, ero nello zaino del papà.
quindi ho iniziato sin da subito ad andare in montagna. Mi divertivo parecchio e mi divertivo all'inizio a fare le cose che fanno i bambini, mettere i timbri sul libretto della mamma, mettere i timbri sul rifugio. Un po' di tempo, pochi giorni fa, ho pubblicato su Instagram un paio di storie in cui dicevo che, ad esempio, mi portavano al rifugio JAF dicendomi che poco prima di arrivare in una baita avrei trovato Heidi, Nebbia e il nonno. E quindi diciamo che penso la mia passione per la montagna, le camminate e la scrittura è nata da lì, dalla mia mamma e dal mio papà. Mio papà è montanaro mancato, nel senso che è nato a Gorizia, ma sarebbe stato meglio che la cicogna lo avesse portato, non so, a Tarvisio o a Verzennis, e invece è nato vicino Gorizia. Poi ha fatto l'alpino e conosce tutti gli anfratti del Friuli Venezia Giulia. Corre anche in bici, quindi veramente riconosce tutto. La mamma è di Udine e ha la passione della lettura e della scrittura, e io sono esattamente l'unione delle loro passioni. Ascolta, ma anche tu vai in bici? No, io no. No, in bici no. E invece Mi piace... ti farò cambiare idea, perché adesso con le bike si può andare anche al rifugio Zacchi, e quindi andremo su con i tuoi genitori, andiamo fino al rifugio Zacchi con le bike a fare un giro. E qua sei tu piccolina con tua mamma, no? Qua, in questa Sì, foto. al rifugio Zaf. Al rifugio Zaf. Ecco. Con il libretto, perché è proprio lui. Si vede vedi. L'interno verde, è lui. Bene. Esatto. E ho sempre detto che quando ho aperto il blog, ho detto il primo blog che in realtà io abbia mai seguito è stato il quaderno della mamma, perché proprio parte dal 14 agosto del 1990, io sono nata nel 91 e quindi è nato poco prima con me praticamente questo blog, prima di internet. Sì. E dopo, come tutti i bambini e tutti gli adolescenti, ho avuto il mio momento di ribellione. Poi in realtà i miei genitori si sono anche separati, quindi per un periodo non sono andata così spesso in montagna, anzi, se avessi potuto andare da qualsiasi altra parte lo avrei fatto. In particolare la mia passione, ed ecco perché scrivo spesso anche in inglese, so parlare bene in inglese, sono innamorata della Gran Bretagna. E quindi quando ero più piccola il mio sogno era andare a Londra, e quindi io dovevo imparare l'inglese. Friuli Venezia Giulia, schifo, non mi piace, no, io non voglio stare qui, è troppo piccolo, non c'è niente da fare, non c'è niente da vedere. E poi ho cambiato idea, ma l'importante è cambiare idea anche. Quindi ma tu sono ritornata. Tu prendi sempre appunti comunque sul quaderno, o ormai li prendi con lo smartphone, o scrivi direttamente il blog quando sei... Dipende, nel senso che io mi segno veramente tutte le gite, quindi le ultime che ho fatto, ad esempio, sono stata sul Monte Ioannaz e l'ho anche scritto per la turismo. Prima avevo sfruttato una giornata di ferie per andare sul Monte Lussari, infatti c'era anche la foto nell'appuntamento. E ho visto un Lussari inedito, e quindi io l'ho scritto qua perché sono anche andata durante la settimana, e quindi è stato stranissimo vedere un Lussari con le piste completamente deserte e senza nessuno. Insomma, è la prima volta che salgo al Lussari e non faccio coda per mangiare, quindi è stato qualcosa di assolutamente nuovo. E io scrivo sempre. Eccomi. L'abbiamo visto nella copertina il Lussari, no? Esatto, si vede bene, esatto. no? Che qua veramente, tra l'altro qua termina anche la tappa del Cammino Celeste, no? Tu l'hai già fatto il Cammino Celeste? No, ancora no. Ecco, lo farai con me? Che dici? Ma vedremo. Così magari facciamo perché adesso io ho un'idea che è ancora in fase embrionale, quello di fare un reality lungo il Cammino Celeste, no?
e allora potresti venire tu, così lo scriviamo e facciamo, disegniamo subito quello che è anche la sceneggiatura, no? Mentre cammin facendo, no? Anche perché ho visto che comunque tu sei brava anche a fare i dolci, a cucinare. Adesso c'è una foto qua bellissima che ti fa vedere veramente quanto ami l'enogastronomia. Ecco qua. Perché ci Dove sono sei tutte le qua? influenze. Questa era alla Fiera della Birra di Arta Terme. Ciao Deborah. E, e tutte le influencer che puntano ad avere gli sponsor di vestiti, scarpe, se a me danno la birra a me va bene, o il fricco o, o qualcosa del genere, a me va benissimo. E poi mi fa super ridere questa foto per la frase che c'è scritta. Perché allora, sai che c'è l'anniversario anche della patria del Friuli e del Friuli domani, no? No, diciamo questa cosa qua, siccome si parla del Friuli, no? Il Friuli ha avuto il primo Parlamento europeo, quindi è veramente una storia lunga ed è stato veramente uno Stato alla fine, no? Tu sai questa storia, hai già scritto l'articolo su questa cosa qua. Non ancora. Non ancora, ecco. E tra l'altro abbiamo una bandiera noi del Friuli storica no? Che ha dei bei colori anche ed è una delle 7 bandiere più longeve, no? Quindi abbiamo un Friuli che tra l'altro ha anche una lingua propria, no? Il friulano. E allora volevo, leggi cosa c'è scritto qua in friulano sulla tua maglietta, che tu sei sempre in giro come i pavesini. Come Pavè, il mese di lui. E quindi Pavè traduci il mese sempre di in luglio. Giro come le farfalle il mese di luglio. Ecco, che volano. Ma ci sono già farfalle in giro, sai? Oggi ho fatto un mini video su TikTok e ho già beccato una farfalla e quindi i video su TikTok durano 15 secondi e ho preso una farfalla bianca. Tu sei presente su TikTok? No. E come mai? Perché sono vecchia dentro, quindi è roba troppo da giovani TikTok, non ce la posso fare. Tu sei troppo impegnata a scrivere il tuo sito, che adesso faccio vedere, perché praticamente hai un sito fantastico, tra l'altro che scrivi anche nella lingua inglese anche, no? Ma fai tutto tu questo? Sì. Complimenti, molto brava. Non c'è il traduttore automatico. No, è la testa il traduttore automatico. Salutiamo Silvia qua che dice super Elena, sempre piena di bei racconti e di belle foto. Le foto le fai tu o ti fai aiutare? No, le foto in realtà un po' che le faccio io col cellulare e gran parte invece quelle più belle sono di Stefano. Ogni blogger che si rispecchia al fotografo, ovviamente. Addirittura. Perché non valgono i selfie. Guarda qua, Stefano Patriarca. Saluto Stefano, che tra l'altro ha corso o camminato. Chi lo sa, è venuto a correre o a camminare a Cividale alla Walking Run by Night, che io faccio ogni lunedì sera, camminiamo e corriamo, no? No, lui corre. Ecco. Però dopo, perché noi 4-5 gruppi facevamo, poi chiaramente negli ultimi tempi sono rimaste le camminate e poi adesso è dura anche farle quelle, riprenderemo quando torneremo gialle. Allora, niente, allora anche lui ti fa i complimenti, vuol dire che condivide quello che fai. Allora, torniamo a parlare del tuo blog, no? Che è praticamente integrato nel sito, no? Il sito ovviamente si chiama, come leggete qua, esattamente, quindi la scrittrice della baita, in montagna. La baita della scrittrice. La baita della scrittrice. Quindi è la baita quella che è importante, non sei tu. Sì. Raccontami due cose su questo...
su Beh, questo sito? il sito in realtà è aperto da settembre del 2020 ed è nato perché in realtà a me piace scrivere ovviamente e, e quindi sentivo il bisogno ho sempre sentito il bisogno sia di scrivere, di esprimermi e volevo avere anche un feedback anche dalle persone, insomma, più ho la passione appunto per il Friuli, raccontare il Friuli e quindi, visto che comunque scrivo lo stesso, perché lo faccio sul libretto della mamma, ho detto perché Mhm. non mettere online quello che già faccio, in modo tale che quello che faccio io può essere magari di ispirazione o di aiuto alle altre persone. E visto che so l'inglese, è ovviamente bilingue, in modo tale che se qualcuno capita sul mio sito dall'estero, comunque abbia le informazioni che servono per raggiungere i vari luoghi o magari si invogli a venire a trovarci, insomma. E quindi Mhm. quest'estate, dopo il primo lockdown, ho detto provo. E quindi quest'estate ho iniziato a montare il sito, io comunque facendo comunicazione più o meno basico con i siti internet e con i back office, quindi pian piano, pur non essendo professionista in questo senso, cioè non è che faccio siti, ho gestito persone che fanno i siti e ho detto, beh, provo a metterlo su io e quindi durante l'estate ho preparato tutta la struttura e da settembre ho iniziato a scrivere. Ho iniziato dopo un'esperienza proprio bella che include anche più o meno un rifugio, nel senso che a settembre ho fatto un weekend nelle pigne di Marga Priu e Ah, quindi questa esperienza unica, perché sfido a trovare una location del genere da qualche altra parte nel mondo, ed è il racconto della mia notte mia notte alle pigne di Margaprio è stato il primo sul blog. E sì, quindi sì. Ah. ed è anche la foto che si vede all'inizio, è stata proprio scattata all'interno della pigna. Sì, sì. Adesso vediamo praticamente anche qualche foto che ti riguarda perché tu sei social ambassador, local Mhm. anche, e quindi vediamo qualcosa dove scrivi tu praticamente, che ci sono tutti gli articoli, quelli su Promoturismo FVG, no? E quindi, ecco, quindi alcuni articoli ne hai scritti, tra l'altro già molti, sono già presenti qua, no? Mhm. Quindi spiegami perché sei ambassador e cosa vuol dire essere ambassador. Beh, perché sono ambassador, perché mi sento ambassador anche, mi sento ambassador ad honorem, nel senso che io lavoro in un ufficio marketing e quindi già con i colleghi esteri, quando posso, parlo sempre del Friuli, inserisco sempre qualche frase in friulano, cerco di chiudere le riunioni con il Mandi, arriva un collega dagli Stati Uniti e gli insegno cosa deve dire oppure durante una riunione, per esempio, ho detto, devi venire a vedere dove nasce la goccia di Carnia, così. Quindi sono un ambassador anche senza il sito della Turismo su G. Poi comunque la turismo è per me nel mio cuore perché appunto il mio primo lavoro estivo dopo l'università è stato proprio a Trieste, all'Infopoint della Turismo FVG e quindi mi è rimasta nel cuore come attività. E quindi quando ho aperto il blog ho detto, beh, posso sfruttare parte di quello che scrivo per il blog anche per metterlo sulla piattaforma della Turismo FVG. Io cerco di andare Mhm. più o meno sempre nei posti, soprattutto quest'anno, non troppo affollati o di farlo nei momenti in cui comunque non c'è troppa calca, come ad esempio l'Ussari siamo stati a farlo di venerdì. E quindi per dare degli spunti interessanti mi Proviamo, sono sentita. Sì? proviamo a leggere un attimino una frase per vedere perché sei brava e perché la gente ti segue, no? Perché qua tu, adesso leggo io un po' e dopo leggi tu avanti.
ma giusto un po' per capire un po', perché tu inizi qua la tua storia, perché alla fine racconti tu quello che fai, no? Quindi la neve ha il potere di farci viaggiare nel tempo e sperimentare il mondo ad un ritmo più lento. Per esempio, in estate non ci vogliono più di 20 minuti di auto per percorrere la strada che da Sappada porta alle sorgenti del Piave, no? Quindi tu qua sei stata alle sorgenti del Piave, no? Adesso Mhm. che eh, il Sappada è tornata, perché era già una volta, ma è tornata in Friuli Venezia Giulia, è ancora più facile, no? E ci si sente ancora di più friulani anche lì, no? Mhm. E quindi tu descrivi che qua in inverno non ci sono molte alternative, perché lì la strada è veramente ripida, no? Per andarci su. E quindi tu l'hai fatto con le ciaspole, cioè quindi tu fai anche tanti percorsi, li fai con le ciaspole, no? Sì, sì, esatto. Sì, Mm. io frequento abbastanza Sappada perché durante l'estate, da un paio d'anni, da quando conosco Stefano, andiamo in una baita in zona Sappada dove non c'è corrente elettrica, dove l'acqua arriva a stento, quindi proprio torniamo indietro nel tempo. Però ovviamente ci si arriva a questa baita anche con la macchina. E quindi ogni tanto, invece, d'inverno, ad esempio per andare alle sorgenti del Piave, la strada viene chiusa e quindi non c'è alternativa se non andare a piedi, come si faceva una volta, insomma. E quindi Ah, secondo me è tornare indietro nel tempo, perché ovviamente i rifugi non sono nati adesso con l'avvento delle macchine e quindi per costruirli, per portare comunque i materiali che servivano in montagna, spesso non c'è alternativa se non fare a piedi. E quindi secondo ah, me è quello il bello della neve, credo. sì, sì, sì. Quindi praticamente, come dici tu, è veramente una cosa fiabesca, no? Quindi sei un Sì. po' una piccola Heidi. Sì. Mm. Allora, scorriamo un attimino vediamo anche come le foto che hai inserito direttamente per questa storia qua, no? Che Mhm. appunto ricordiamo l'indirizzo è turismofvg.it, no? Quindi qua praticamente ci sono un po' anche le foto di quella giornata. Bellissimo, quest'anno c'era tanta neve. Sei stata, in che periodo sei stata? Era a gennaio, subito dopo, quando hanno riaperto, dopo Natale, sono stata a Sappada. Mm. Mm-mm. Ecco qua, Dovrebbe ci essere sei. sì, sì, a febbraio, io sono stata a gennaio. Sì, Mhm. sì, sì. Ascolta, qua leggo 29 marzo 2021, escursione al Tremonto sul Monte Ioannaz. Siccome io abito a Cividale del Friuli e conosco molto bene il Monte Ioannaz, che è una bella vetta qua, da lì si spazza. Io ho letto il tuo racconto e devo dire che quello che scrivi è molto fedele, no? Cioè, descrivi le cose in maniera impeccabile, no? Perché tante volte poi uno ci va e ci sono delle differenze. Invece quello che scrivi tu, le parole che usi, esattamente spieghi proprio quanto tempo ci si mette, in che stagione andare, no? Tu lì anche fai una bella descrizione, no? Tra l'altro lì c'è anche una gara di trail, corsa in montagna, che anch'io ho collaborato a quella bella realtà lì, che adesso quest'anno non ci sarà per i problemi del Covid, no? Della pandemia, restrizioni varie, ed è un peccato perché quando è stata fatta questa gara era nuvoloso, invece lì è una cosa fantastica perché anche tu hai Mm. fatto delle foto che hai fatto invidia anche a me perché veramente hai colto l'essenza di quello che si prova e si vede quando si è lì Mm. in vetta, no? E tra l'altro da lì si può scendere lungo la dorsale e raggiungere Craguenza e da lì si vede da una parte il Valle di Natisone, poi tutte le vette delle Prealpi Giulie, ma addirittura in Slovenia, e da un'altra parte si vede tutto il Friuli, no? Quindi camminare lì è qualcosa di magnifico, no?
E c'è anche un filmato che abbiamo fatto noi, proprio promozionale per la gara, che vi invito di andare a vedere. Però tu che sei stata, prova a raccontare che sensazioni si provano, così per capire veramente. Chi non ha letto poi andrà chiaramente a leggere e dirai anche dove legge uno questa cosa qua che hai scritto. Sì, beh, in Monte Ioane c'è stata una scoperta, perché forse del Cividalese alla Massa è più famoso il Mataiur, no? Però il Ioane è un pochino più basso, è forse anche un po' più facile arrivarci, perché comunque ci sono due strade, una è il sentiero che proprio taglia nel bosco e è abbastanza ripido però fattibile, perché comunque il sentiero è largo, poi nel racconto anche dico che ci sono tutte le radici intrecciate, quindi sembra quasi di salire una scalinata quasi in un tratto. E dall'altra parte invece c'è una vecchia stradina militare che abbassa ancora di più il dislivello, quindi è veramente alla portata di tutti. E, se, poi, a parte che salendo basta girarsi, andando in su magari uno dice ma rimane un po' stupito perché vedi comunque solo gli alberi, sei un po' in mezzo al bosco, poi io sono stata in inverno, quindi la natura era ancora un po' morta, quindi vedevi foglie secche, però bastava girarsi e quello era il panorama durante la salita, perché lo inizi a vedere da subito. E dopo arrivi in cima e trovi questi prati vastissimi. L'unica nota un po' negativa è forse che ci sono le antenne in un punto, però insomma, come si vede dalle foto, si riescono a togliere abbastanza, non è che impediscono la visuale in alcun modo, e veramente si ha uno sguardo su tutto il Friuli, è veramente bellissimo. Tra l'altro anche il Mataiur si ha una vista speciale sul Mataiur. Noi veramente siamo arrivati in cima e non sapevamo da che parte girarci, perché c'era il Mataiur completamente arancione e quindi vedevi la neve bianca, ecco la foto, vedevi perfettamente con la neve al tramonto, i colori che solo il tramonto sulla neve può creare, cioè una tavolotta fantastica. E dall'altra parte c'era tutta la pianura, sembrava la visione verso Cividale, quasi una pista di aeroplano, tanto è dritta la cresta della montagna, proprio alla fine vedi Cividale con le sue luci, è veramente fantastico. Ed è per questo che nel racconto io ho detto che secondo me non esiste una stagione giusta per vedere il Monte Ioannes e l'importante è andare al tramonto. Cioè uno può andare tutto l'anno, però secondo me se ci va al tramonto è proprio il momento perfetto. Non esiste la stagione giusta, ma il momento perfetto se è al tramonto. Anche perché appunto se uno comunque è una persona abituata ad andare in montagna si sta veramente pochissimo a scendere perché il sentiero è facile. E quindi si riesce a corricchiare un pochettino e quindi veramente si può scendere. Noi siamo partiti che il sole era appena tramontato e poi siamo arrivati al crepuscolo che era quasi buio, si vedeva solo in lontananza il filo arancione verso il mare e siamo rimasti lì a vedere, quindi ci siamo goduti veramente tutto il tramonto sulla pianura friulana, ovviamente perché siamo scesi verso Bocchetta Sant'Antonio e quindi avevamo davanti la pianura. Esatto. Qua vediamo il tramonto, Esatto. anche perché quest'anno abbiamo il Covid, no? Però abbiamo visto che anche abbiamo avuto tante cose che per anni non c'erano, cose belle e emozionanti, tipo tanta neve, oppure anche dei tramonti veramente, veramente molto, molto belli, no? No, volevo aggiungere una cosa, che tu hai parlato, che tanti conoscono il Mataiur, perché chiaramente è quello che tutti noi vediamo come prospettiva, ma anche perché dopo le colline, no, che da Cormonsi in su abbiamo le colline, tutta la fascia collinare che poi anche, cioè la prima montagna vera che incrociamo salendo dalle colline è il Mataiur, no? E poi si sale su fino al parco regionale o parco nazionale delle Prealpi Giulie, che è oltre i Monti Musi, no? E da lì poi incrociamo anche le Alpi e dopo continuano le montagne, che è tutto il nord Italia, no? Quindi la prima montagna è il Mataiur, no? Però, come dicevi anche tu,
spesso ci siamo dimenticati di quello che è la bellezza di altre montagne che sono lì. Il Monte Mia, tra l'altro, che è proprio di fronte al Mataiur, che divide appunto il Natisone, passa tra il Monte Mia e il Mataiur. Tra l'altro, quindi sotto c'è Stupizza, no? Per andare a Caporetto. E, tra l'altro, il Natisone nasce in Italia, no? Quindi a nord dello Ioannaz, no? Poi va in Slovenia, tutto il giro del Monte Mia e torna giù. Ma lo Ioannaz, anche il Cragüenza, là, quelli che sono vicini, sono accessibili con facilità sia da Torreano, no? Quindi dalla Val Chiarò, sia da Faedis. Quindi nel giro di 15 minuti si può arrivare su, e quindi anche se si va in bici, tanti vanno in bici lì, anche io sono già stato anche con le bike, e veramente arrivi su in poco tempo, quindi sono posti veramente accessibili che merita, e quindi anche con le bici elettriche adesso veramente sono posti che si arriva e sono paesaggi veramente, come si dice tu, posti fiabeschi, no? Da favola che hai usato, no? Ora, Tra l'altro, vai. solo se posso aggiungere che sul sito della Turismo FVG, il Monte Ioannez, a parte il racconto che c'è sulla parte del blog, c'è proprio descritto il percorso da fare in bicicletta sul sito della Turismo. Quindi se una persona cerca informazioni sull'Ioannez, sul sito della Turismo trova il percorso in bicicletta. Turismo FVG.it. Sì. Basta scrivere Monte Ioannez su Google, sì, e esce uno dei primi che esce. Esatto, quindi il motore di ricerca si può facilmente raggiungere, altrimenti uno può andare sul tuo sito e poi chiaramente dal tuo sito accede direttamente anche a Turismo FVG, no? Ascolta, qua dove sei? Sei sempre lì sul Ioannaz? Sì. Che vista, sì. Che qua si vede veramente bene giù. Sì. Non serve avere una macchina fotografica di quelle con lo zoom, qua vedi quello che vedi, e nelle giornate limpide vedi fino al mare, no? Sì. Allora, sì. cosa mi vuoi raccontare? Dove eri qua? Guarda, questa è Cappella Zitta, sopra la Val Saisera. È un'altra delle camminate che ho raccontato anche sulla Turismo, sia sul blog, e anche qua è stato più che altro per cercare un'alternativa alla frequentatissima Val Saisera. Qua siamo proprio all'imbocco della valle, il parcheggio è proprio fuori Balbruna, e siamo stati qua in questo caso molto sfortunati, perché proprio arrivati in cima no, non si vedeva assolutamente niente, però la cappella è molto bella, è stata costruita nel 1917 dai soldati austriaci, perché ovviamente durante la prima guerra mondiale quella zona era ancora Austria, e se non ricordo male adesso è tenuta, la manutenzione viene fatta dai vigili del fuoco di Valbruna, di Tarvisio, esatto. Quindi è sempre una collaborazione internazionale tra comunque l'Austria e il Friuli Venezia Giulia. È molto bella ed era intitolata a Zita di Borbone, che era la moglie del nuovo imperatore d'Austria. Ricordiamo che Tarvisio lì ha appunto, come hai ricordato anche tu prima, c'è il Monte Lussari, che viene chiamato anche la chiesa dei tre popoli, perché proprio lì arrivano tre sentieri che arriva uno dell'Austria e uno della Slovenia, no? Quindi siamo molto vicini e c'è molta collaborazione anche fra i comuni e fra i tre stati, no? E, tra l'altro di lì passa anche l'Alpe Adria Trail che tra l'altro, allora, l'Alpe Adria Trail ha tantissimi chilometri, parte dall'Austria, dal ghiacciaio più alto che c'è in Austria, il Glockner, poi arriva appunto lì a Tarvisio, c'è un anello addirittura lì, no? Che quindi uno dice posso fare solo l'anello, tutto tabellato molto, molto bene, si fa il giro, arriva anche appunto Fusina allo Zacchi, e poi può proseguire per andare in Slovenia, arrivare giù, tornare
tornare in Italia, passare per Castelmonte, Cividale del Friuli, andare fino a Muggia, quindi Trieste e Muggia, quindi un percorso veramente, addirittura si chiama il Sentiero dell'Eden, perché tocca anche il parco della Slovenia, che è molto bello, no? Ma adesso che siamo costretti a stare nella nostra regione, ed è il bello anche così possiamo veramente esplorare tutte le parti belle, no? Perché io ho scritto un articolo su Trip Fuji, mi veniva da ridere prima che ho scritto quello che molti conoscono, la Val Saisera, no? Che è accessibile a tutti, no? E tu hai fatto il seguito, che sei andata fino su alla Baita, no? E, tra l'altro avevo scritto anch'io, perché appunto lì ci sono anche cioè, oltre agli abeti di risonanza, quindi sono tante cose da vedere, molto belle. Io saluto anche Giulia Terlicher, che veramente fa anche forest bathing, c'è questa immersione nella foresta. Tra l'altro sua zia è proprio quella della Baita che dicevi tu, più in alto, di fronte alla Val Saisera, no? C'è Ugovizza, poi si sale su, no? Mhm. Dove Sì. dicevi prima? Magapriu. Malgapriu, bel posto. Abbiamo fatto anche un'esperienza, sono tutti rimasti estasiati e contenti, veramente. Poi Giulia è anche brava perché ti spiega un po' l'importanza addirittura delle formiche, dei formicai che ci sono per la salvaguardia appunto delle foreste, perché abbiamo la foresta più grande e millenaria che c'è proprio a livello italiano, no? Se non di più, ma mi fermo qua perché è giusto che poi queste cose qua, io ho già intervistato quindi Giulia Terre, quindi se volete vedere cercate hashtag interviste d'autore sia su YouTube che su Facebook, e semplicemente vengono fuori tutte le interviste. Se mettete vicino Elena Feresin, vedrete c'è l'intervista a Elena, se mettete Giulia Terle che viene fuori le interviste che ho fatto Giulia, no? Dove spiega veramente tutto. Tra l'altro Giulia collabora molto anche con l'università, quindi ci sono conoscenze molto, molto approfondite che fanno capire anche l'importanza del benessere che si fa ad andare in montagna. Però ricordavi tu appunto che ci sono anche delle tracce della storia appunto della prima guerra mondiale anche, no? O seconda, no? Quindi della grande guerra in questa zona qua, e quindi andate a visitare perché potete, lì c'è anche una sorta di museo, quindi delle tabelle che indicano molto bene tutte queste cose qua, quindi merita andare anche per avere un ricordo di quelli che sono stati i sacrifici che hanno fatto anche i friulani, no? Oltre ad altre persone che sono venute da fuori dalla nostra regione ad aiutarci, no? Quindi, che dire? Andiamo avanti, andiamo un attimino in cucina, vediamo cosa cucini. Il Cosa frico, cucini? ovviamente, il frico. Ah. Il frico è il mio piatto preferito, quindi Però qua il grembiule è sbagliato il grembiule, ma io sono gemelli, quindi personalità multiple, un po' frico, un po' Gran Bretagna. Nell'ultima foto su Instagram ho fatto i Charsons, aveva la maglia di Harry Potter, quindi è sempre quello. È sempre ecco. quello. Quindi tu Sì, l'hai sì. descritto anche in inglese, perché se uno vuole leggere in Sì. inglese, adesso devo condividere questa puntata anche sui friulani in Italia e nel mondo, quindi se qualcuno ci segue da lontano può vedere, no? Allora, raccontaci, ma come fai il frico tu? Perché sai, ci sono vari modi di farlo, no? O con un mix di formaggi, no, perché voglio capire se tu fai come tanti fanno i blog e fanno col fuoco spento, ma raccontami come l'hai fatto. Cipolla, un po' di cipolla, le patate rigorosamente a cubetti perché così viene più alto, e rigorosamente non l'estate prima, e dopo i formaggi, soprattutto il montasio fresco e un po' di montasio sì, di latteria un po' più stagionato. In questo caso, questa era una foto che ho fatto il 31 dicembre, quindi in casa abbiamo iniziato l'anno con il frico
per portare bene ovviamente. In questo caso c'è un collega della mamma che ha un suocero che fa il formaggio e quindi mi aveva dato una forma di formaggio squisita, leggermente stagionata, e quindi era un po' di montaggio fresco e un po' di formaggio latteria stagionato. È venuto, abbiamo iniziato molto bene l'anno con questo fricco. No, sei brava, sei brava. Non come, non come la nostra amica Rosa, perché chiaramente è imbattibile, perché bisogna dire quello che è da dire. A parte che il tuo devo ancora assaggiarlo, però chiaramente ci sono dei segreti, no? Non è che si può svelare tutto. Tu hai già raccontato troppe cose, perché chiaramente il fricco, oltre alla capacità di chi lo fa, ci sono anche gli ingredienti, no? Perché bisogna mettere i formaggi giusti, tagliarli nel modo corretto e così, no? Poi vi invito a venire anche a Cividale del Friuli, che è qua sotto al campanile, che io faccio sempre promozione, perché chiaramente chi si iscrive, devo farlo perché chi si iscrive con noi con la Walking Run nel centro storico, che viene a camminare, ho stipulato una convenzione e quindi chi si iscrive ha diritto di andare a mangiare il fricco con un po' di sconto, no? Perché? Perché è giusto che noi promuoviamo il nostro territorio e che è giusto assaggiare tutti i tipi di fricco, perché secondo me è sbagliato quando uno si ferma e dice questo è il più buono, ma lei provate gli altri. Sei andato dietro Castelmonte che c'è un altro tipo di fricco che non è il migliore, ma ha un'altra caratteristica veramente di bontà. Poi ognuno ha i suoi gusti, no? Quello del campanile è proprio... L'hai A provato? palla. A palla, bisogna andare a provare per capire cosa c'è dentro, perché come mai è così alto? È un uovo di Pasqua o cos'è? Meglio dell'uovo di Pasqua, perché c'è il formaggio è più buono del cioccolato, almeno per me. Quindi... Vedi? Allora, salutiamo Marina, lo che fa l'ha buono assaggiato davvero. Tua mamma, Sì. No? Sì, è mia mamma, quindi l'ha assaggiato e sta bene. Guarda che ci segue anche Rosa. No, Rosa, diciamo la verità. vengo a aiutarti a fare... Rosa, vengo a aiutarti a fare il piatto Zacchi. La prossima festa della birra vengo in cucina. Intanto io adesso devo andare su, perché io ho scritto un articolo su Turismo FVG proprio che racconto di quando ho portato mio figlio dalla Rosa, no? E quando siamo andati dentro, mio figlio è rimasto stupito perché fa: papà, guarda che ti faccio io una foto, perché è troppo simpatica la Rosa. E infatti mi ha fatto mio figlio la foto, no? Poi abbiamo assaggiato anche le grappette, che sono veramente buone, no? No, adesso io ho una simpatia particolare per Rosa, perché veramente l'entusiasmo che ci mette lei, io ho girato anch'io tutti i rifugi, quindi veramente girate, fate il giro rifugi come fa appunto Elena, come ho fatto io. Elena mi ha battuto, che dopo ci racconterà quanti timbri ha raccolto, ma veramente merita girare dappertutto, no? Però da Rosa ho scritto anch'io un articolo che ha appunto parlato della storia di mio figlio, che abbiamo fatto un anello, perché io mappo anche dei percorsi, no? E lì sono tutti ad anello, si chiamano #anello FVG, e lì veramente puoi fare un tratto che vai su per il sentiero CAI, arrivi al rifugio che te lo trovi proprio sopra di te, che è veramente bello, con le bandiere. C'è anche l'omino dell'Alpe Adria Trail lì, e poi puoi scendere giù per la strada, e quindi hai la possibilità di farlo anche in un'altra maniera, no? Quindi, tra l'altro Rosa, perché adesso appena torno in rifugio voglio anche intervistarla, che io l'ho già detto che dobbiamo fare una puntata direttamente dal rifugio, che sarà sicuramente una cosa bella. Io devo ringraziare Rosa, perché veramente ogni giorno posta delle immagini fantastiche, quindi a nome di tutti, perché so che è molto seguita, veramente fa le foto più belle delle mie. Allora, Non sarebbe buongiorno senza i bondi della Rosa. esatto, il bondi della Rosa. Quindi iscrivetevi al canale, anzi al profilo personale di Rosa, chiedete l'amicizia e ogni giorno vi arriverà l'aforisma, ogni giorno. Allora, cosa mi racconti adesso? Vediamo cosa c'è qua. Vediamo, perché fai anche dolci.
Sì, Eh? questo qui è il rotolo di malga che ho imparato a Pensavo il gatto fare. io. È il gatto anche qua dietro. Tra l'altro, è il rotolo di malga che ho imparato a fare a Malga Pozzoff, dove ho passato Mm. una settimana della mia vita e quindi, tra le altre cose, io aiutavo nella cucina di Malga Pozzoff, che è sul Monte Zoncolan, e ho imparato a Mm. fare il rotolo di malga e quindi adesso, per ritornare almeno con la mente alla malga, ogni tanto lo faccio. È così, anche quello. Proprio cucina Eh, carnica, boh, eccolo. È tipo uno, prima, è ti- sì, dimmi. è tipo uno strudel con dentro anche le mele, oltre alle mele anche la ricotta di malga, Mm. ovviamente. Sì, sì. Sì, e come piace a me, perché a me lo strudel non piace molto, invece fatto in questa maniera qua, veramente è veramente accattivante, no? Eh, guarda che qua che ci ringrazia Rosa che ci segue. Rosa, non hai gente nel rifugio, mannaggia, ci apriranno da questa zona rossa di Avon. Non vedo l'ora che mettano bianco, il bianco della neve. Quindi, cosa dicevi tu? No, volevo aggiungere questa cosa qua che prima mi ero dimenticato di dire, no? Che tu hai lavorato anche in un rifugio nel momento in cui hai rinunciato ad andare a Milano. Hai fatto, quanto tempo hai fatto in un rifugio? Dove sei stata? Io sono stata a Malga Pozzoff, dove ho imparato a fare il rotolo, una settimana in realtà, molto poco, perché era appunto il momento in cui mi stavo staccando dall'azienda, quindi non avevo ferie da fare, anche perché sarei rimasta disoccupata da lì a poco, quindi non ne avevo prese tante. E ho passato siccome quando c'era il trasferimento in atto e c'erano un po' di malumori, ovviamente, io ho sempre detto Pluitosh di là a Milan o voi a lavorare in Malghe. E sono andata a lavorare in Malghe effettivamente e quindi Ecco. ho soprattutto servito ai tavoli, ho dato una mano. Però Michele Gortani, che è il gestore di Malga Pozzoff, mi ha portata anche a mungere, quindi io sullo Zoncolano ho corso con le mucche, ho provato a mungere sia con la macchina che a mano. E io che sono nata a Udine, ovviamente non avevo mai provato una cosa del genere, è stata veramente un'esperienza che mi ha cambiato la vita e che consiglio a tutti, anche perché secondo me mi ha dato un po' la giusta ottica con cui andare in montagna, quindi sempre con molto rispetto sia dell'ambiente naturale in cui sei e soprattutto delle persone come la famiglia Gortani che mi ha ospitato, ma come anche Rosa, che si prendono cura dei rifugi e dell'ambiente attorno ai rifugi. E quindi questo è importante. La montagna è bella, secondo me, perché è così come adesso, quindi poco incontaminata. Quindi se pretendiamo di andare in rifugio e fare le stesse cose che si fanno in città, è un problema. Quindi bisogna imparare ad andare in montagna con coscienza del posto in cui si è, con tanto rispetto. Esatto. Mm. Quindi qua cosa vediamo? I charsons, ripieni di Eh, di, che, scropit. di che zona sono questi? Questi qua, in realtà, ovviamente la ricetta dei charsons non si svela a nessuno, infatti sul sito io ho messo gli ingredienti, ma in modo molto vago, quindi ognuno deve provare a fare la Mm. sua. In realtà ho fatto anche in questo caso un mix tra la pasta che ho imparato sempre a Malga Pozzoff e un ripieno che ho trovato in un libro a Rifugio Valini, che è uno dei rifugi dove sono andata a mettere i timbri. E quindi c'era un libro di cucina, io intanto che mangiavo ho fatto un po' di foto e dentro c'era una ricetta dei charsons e ho preso il ripieno da lì. Quindi è un po' un mix, ma non si può dire di più perché prima regola, come ho scritto sul blog, la prima regola dei charsons è che non si parla della ricetta dei charsons. Ecco. Non bisogna svelare perché appunto un piatto veramente
che cambia tra l'altro anche se tu vai più in là o più in qua nei paesi, e quindi bisogna un po' lasciare un po' anche i segreti di queste ricette, no? Tu qua l'hai fatto a casa però, quindi... Sì, fatto a casa, sì. Allora, volevo dire tutti a mangiare a casa di Elena, però, so che tu hai un segreto, che è un desiderio, quello di aprirti tu no? Beh, mi piacerebbe, se non aprire un rifugio, almeno avere una mia baita in montagna, perché mi piace proprio la sensazione di stare in rifugio. Sono ripieni di sclopit. Il Sì. traduttore automatico non ce l'ha fatta? No, no. Ah. Tra l'altro, in quella ricetta ci sono due cose segretissime, oltre alla ricetta dei charsons, Ma non anche dirlo. dove si prende, no, ma anche dove si prende lo sclopit, perché io, come hai detto tu, sono di Fagagna e si raccoglie qua in giro, ma non dirò mai dove vado a prendere lo sclopit, dove ho trovato i cespuglietti buoni per raccogliere, quindi top secret la ricetta. Io oggi sono andato qua nella bonifica qua a Purgesimo, che è sotto Castelmonte, no? Che c'è un bel anello a camminare, di qua passa il Cammino Celeste, anche l'Alpa Adria Trail, tutti e due che poi, io vivo a 50 metri da questo percorso, no? Sono tutti e due percorsi che poi vanno su allo Zacchi dove c'è la Rosa, no? Che adesso ci commenta, no? E devo dire che qua abbiamo l'aglio orsino, no? Quello che mangiano gli orsi, ed è detto proprio per quello, orsino, no? Bisogna stare attenti però anche, perché il trucco è anche saperlo fare, perché una volta abbiamo fatto l'aglio orsino a casa ed era troppo aglio, perché diceva tanto è più debole rispetto all'aglio normale, e invece veramente bisogna saper fare le cose, no? Ed è lì che bisogna avere anche un pizzico di entusiasmo e un pizzico di capacità, no? Vediamo cosa dice Rosa, leggi tu. Conosco la famiglia Gortani, pensa che io ho detto a Barbara, che lavora in Malga, quando mollo rifugio vengo in Malga, un altro sogno nel cassetto. Ecco. Mm-mm. Poi Malga Pozzof è in un posto bellissimo, perché è No, nella conca, dietro lo Zoncolan, lato Ovaro, e ho visto dei tramonti sì. indescrivibili da lì, Oh, indescrivibili. ma anche lì ci dedicano molto, veramente anche all'accoglienza alle persone, veramente, veramente molto. Abbiamo un Friuli in Venezia Giulia veramente fantastico. E abbiamo visto Rosa che ha Eh, imparato lunedì a fare i charsons. vedi? Perché tu la segui, Sì. Cosa hai messo? Mi piace o hai messo bu? No, ho detto brava Rosa. Eh. Non è troppo tardi per imparare a fare i charsons. Poi è una ricetta un progress, ogni volta che la fai viene meglio e quindi... Ma basta mangiare e bere, adesso vediamo dove sei qua. Tra l'altro con qualcosa da mangiare. Sì, questo è il Palpiccolo e penso sia una delle escursioni che ho fatto quest'estate, ovviamente, che mi ha più colpito al cuore. In realtà ho messo anche questa foto sui social proprio perché quando ero sulla cima della montagna ho proprio sentito il bisogno, non solo a parte di mangiare, prima ancora di mangiare, anzi di scrivere qualcosa sul mio libricino, le sensazioni che sentivo in cima al PAL, perché io l'ho definito nel mio articolo il cimitero monumentale del Friuli, perché ovviamente noi andiamo lì tutti allegri, ci mangiamo il panino, ma è un posto dove i nostri nonni, i nostri zii, gli abitanti del Friuli hanno perso la vita e hanno perso la vita, si sono sacrificati affinché noi avessimo quello che abbiamo adesso. Quindi mi ha fatto molta impressione perché siccome noi siamo andati d'estate e Stefano era già stato sul Palpiccolo, ha detto ma arriviamo al passo di Montecroce Carnico e dopo facciamo la strada per l'Austria perché il versante è a nord e quindi c'è un po' più di ombre e riusciamo a non accaldarci troppo per salire. E quindi già Che tra solo il fatto l'altro, che
tra l'altro del Passo Monte Croce Carnico si sta anche poco a arrivare, perché mi sembra un giro di 15-20 minuti, arrivi lì al Palpiccolo, che è fantastico, e che lì c'è una zona veramente vasta, cioè veramente lì ti perdi anche, no? Come ieri sera ho intervistato Andrea Vicenta, che è proprio sulla strada che poi da Paluzza, poi la strada che poi ti porta su al Passo del Monte Croce Carnico, ed è veramente, veramente bello arrivare lì, e quando sei sopra veramente, sì, tanti giocano, però veramente lì bisogna veramente pensare a cosa hanno fatto, no? Perché lì veramente, sì, ci sono veramente delle cose che è giusto ricordare, come lo stai facendo tu, che hai usato le parole giuste, no? Sì, appunto, io anche nell'articolo che ho messo sul blog ho detto, per noi è scontato, no? Arriviamo lì e dici, vabbè, parto dall'Austria perché c'è l'ombra, ma l'Austria erano i nemici, quindi solo il fatto che noi possiamo entrare in Austria senza mostrare i documenti, senza dire chi siamo, anzi, quando incrociamo gli austriaci che giocano, come dicevi tu, tra le trincee, ti dicono Hallo, Guten Tag, non è scontato, cioè, secondo me, senza entrare in discorsi troppo politici, bisognerebbe portare lì magari quelli che sono i detrattori un po' dell'Europa. Non entro nella politica, però l'idea di avere un'Europa comunque unita, dove la gente non si ammazza l'un l'altro come è stato fatto sul Palpiccolo, secondo me è importante. Quindi quando magari qualcuno ha qualche dubbio su ma è giusto, i confini aperti, i confini chiusi, se non altro per rispetto delle persone che sono morte per farci entrare, per fare la gita domenicale dal paese vicino, bisognerebbe pensarci almeno un pochino in più, secondo me. Sì, sì. E il Palpiccolo veramente merita tanto. Infatti bisogna andare a girare il Friuli, perché veramente la Grande Guerra ha lasciato veramente dei posti, delle tracce veramente importanti, ed è durata tanti anni, e ci sono molte cose da vedere, e bisogna andare lì però con rispetto, è così. E tra l'altro tu fai anche le tue storie, raccontano un po' anche queste cose, come vediamo anche in questa foto. Tu racconti e scrivi proprio quello che vedi, e lo racconti nel modo corretto, no? Perché bisogna, appunto, come dici tu, avere il rispetto per la montagna, e allora dopo si può vivere l'esperienza che fai tu, che la fai vivere anche gli altri, chi ti legge, e quindi sono cose che merita seguirti, e merita farlo come lo fai tu, perché tu veramente ami la montagna, e si vede, no? Ma tu hai detto che stai scrivendo un libro, ma è già uscito, inedito. No, l'ho scritto, già è nel cassetto, quindi rimarrà lì ancora per qualche tempo probabilmente, però speriamo, prima o poi. Bene, bene. Ecco qua. L'importanza dello zaino: hai anche il tubicino dell'acqua. Sì. Che è importante quando si va in montagna, anche il bere, perché non sempre si trovano le sorgenti, e quindi bisogna porre attenzione a questa cosa qua. Poi quando si arriva al rifugio si beve anche la birra, no? Certo. Però per strada Ovviamente. bisogna bere acqua. Allora, vediamo velocemente un po' di foto, che tra l'altro qua, vedi, la Rosa dice che sono le sue montagne, no? Ma sono di tutti, Rosa. No, perché Rosa la vediamo sempre al rifugio, sempre che sia nata lì come Heidi. Invece lei non è nata lì al rifugio, no? E quindi adesso è, queste qua sono le sue montagne di dove vive Rosa, no? Dove, chissà se è nata adesso, lì anche. Sì, sì. Allora, vediamo velocemente, dicevo, un po' di foto, perché ne hai tante belle, che cammini, e vai sempre, questa qua è fantastica, è una foto autunnale, no? Sì. Descrivi Sì. tu un po' di foto qua, che così vediamo velocemente. Sì, queste qui sono state fatte quest'autunno vicino al rifugio Florianini Cimenti, con la maglietta della Gira Rifugi, tra l'altro. E il rifugio Florianini Ecco. Cimenti è... sì. Quindi tu
tu per 2 anni l'hai presa, no? Quindi quanti rifugi hai toccato per prenderti questa maglia? Beh, quest'anno, nel 2020, almeno una decina, perché in realtà quest'anno ho fatto solo i rifugi, come loro li descrivono sulla maglia, che fanno sputare pallini, quindi quelli raggiungibili solo a piedi. L'anno prima l'avevo fatta anche prendendo ad esempio quello sul Mataiur, e quindi rifugi anche ehm, più accessibili. Questa è sempre quella del 2020. Tra l'altro, una cosa divertente che ci tengo a dire, Stefano è un montanaro da quando è nato. Anch'io, però vado in montagna da poco tempo, ma sono l'unica ad avere 2 magliette della Gira Rifugi. È Perché l'unica, sì, lui veramente. nel 2019 lui non l'aveva presa. Quest'anno sì, perché l'ho portato io in montagna e quindi l'ha presa. Ma l'anno prima ce l'avevo solo io, quella gialla. È bella Comunque quella sì, qua. gialla, sì. Ah, no, ricordiamo allora come funziona. Adesso vediamo se lo ripropongono. Praticamente ti danno dei punti, no? A seconda anche della difficoltà del rifugio. L'unica regola che c'è, però, sempre, che bisogna raggiungere a piedi, no? Quindi non si fanno scherzi. E quindi come funziona questa cosa qua? Spiegala bene. Sì. E nel frattempo, Allora, aspetta che metto il commento di Rosa che ha precisato che appunto per piccolo è sopra casa mia, vivo a Timau, ecco il motivo per cui sono le sue montagne. Quindi come per me c'è il Cragüenza Ioannaz, io sono nato a Erbezzo, di fronte al Mataiur, c'è un piccolo paesino, Erbezzo è la strada che è proprio cosiddetta dei ciclisti, che poi vai fino a Montefosca e poi puoi fare il giro e arrivare alla bocchetta di Sant'Antonio che hai fatto anche tu per andare sul il Monte Ioannaz, no? Quindi queste sono le mie montagne e quelle di Rosa sono lassù. E le tue dove sono? sono Eh, tutto il Friuli. Poi, essendo di Udine, prendo tutto l'arco alpino con abbastanza facilità, quindi tutto il Friuli è la mia montagna. Elena, finisci di raccontare che ti ho interrotto allora come funziona questa regola, che tra l'altro è importante, perché così ti permette di scoprire veramente i rifugi, le malghe e veramente nella loro essenza. Sì, è un'iniziativa promossa da Assorifugi SVG, ma viene fatta anche in altre regioni d'Italia e la faranno anche quest'anno perché se li seguo sulla pagina Facebook e dovrebbe partire anche nel 2021. Di solito inizia verso giugno e praticamente ci sono dei rifugi affiliati ad Assorifugi SVG e pri- quando si va in uno di questi rifugi si può ritirare una tessera simile a quelle che ti danno al bar per avere il caffè e su questa tessera puoi mettere fino a un massimo di 18 timbri. I timbri come si ottengono? Andando in rifugio. Ti danno un solo timbro se il rifugio può essere raggiunto anche in macchina, quindi potresti non fare particolarmente fatica per raggiungerlo. Ad esempio c'è il Pellizzo del Mataiur, prima ho citato il Valinis perché io sono andata a piedi ma puoi arrivarci anche con la macchina, oppure ad esempio c'è anche il Cughi ogni tanto che è in centro a Valbruna, per esempio, c'è il Sì, sì, Gortani, sì. sempre in zona Tarvisio, e poi ci sono i rifugi che invece bisogna raggiungere per forza a piedi, ad esempio il Marinelli, ad esempio siamo stati al Pradut, il Chiampizzulon, questi rifugi qua, o il Pellarini anche sempre in zona Val Saisera, e praticamente in questi rifugi hai 2 timbri. Se ti fermi a Mhm. dormire in rifugio, ne hai anche 3. Per ora non mi sono mai fermata a dormire, Ah, quindi ecco. ho sempre Non ti è, preso al massimo. sì, non ti è Sì? servito. No, no, no. Però sì, hai ragione perché boh, io ho i rifugi nel cuore perché anche il mio sito si riferisce al rifugio, però è molto bello perché puoi veramente scoprirne tantissimi e quindi se il Calvi lo frequento da quando ero piccolissima, ad esempio il Campizzulon non c'ero mai stata, oppure il Pellarini anche non ero mai stata, invece ho scoperto proprio dei rifugi
penso che il Pellarini sia uno, tra l'altro, dei miei preferiti in Friuli Venezia Giulia, perché ha una varietà di percorso che è veramente incredibile. Si parte dalla Val Saisera, quindi sei proprio in mezzo al bosco, poi attraversi il fiume, quindi hai le pietre e ritorni in questo rifugio che è sul promontorio e vedi tutta la valle, quindi è veramente bellissimo. Ecco il libretto della mamma. Sì, sì, aspetta, aspetta. No, adesso mi è sfuggito che stavo Eccolo. inquadrando il rifugio. Questo qua è il ritratto della mamma, no? Sì. Come vedete è scritto come se scrivere un blog. Appena. Esatto. Cosa ha scritto qua? Qua, ah, Rifugio Corsi, no? Calvi. Nel 90. Calvi. Calvi. Calvi, giusto. Mm-mm. Ci siamo svegliati presto, oggi destinazione Rifugio Calvi, ore 7. Eravamo già sul posto. Leggi un po' che vediamo com'è. Questa è la mamma, all'inizio per me è faticoso, una piccola sosta e si riparte, 2 scelte, Monte Peralba, confine austriaco, decidiamo per il Peralba, tosto per essere la prima camminata al Peralba, l'inizio è buono, c'è il sole, il sentiero si presenta facile, fino al Calvi, lungo il cammino incontriamo una comitiva guidata da Marina, che mi sembra nata lì sul posto, da quanto è abile, mi incoraggia ma la salita, dove siamo? Si presenta più difficile ed è arrivata a un centinaio di metri dalla vetta, rinuncio, la paura è più forte di me. Vabbè, scendono lentamente, peccato, non ce l'ha fatta. Vedi, vedi. Mm-mm. Però bisogna anche sapersi arrendere, come si dice in quel caso lì, no? Sì. Dopodiché cosa si fa? Si torna a casa felici lo stesso, ci si documenta, ci si prepara, ci si organizza e poi si va meglio su quando si può, organizzati e Anche così. perché in montagna è facile farsi male, quindi è meglio non rischiare se non ci si sente sicuri, perché si rischia di mettere a repentaglio la propria vita in primis, ma anche delle persone che ci sono vicino. Quindi la parola chiave è sempre rispetto, anche secondo me, del posto in cui sei. Insomma, sicuramente non è un posto facile e quindi piuttosto... Tanto la montagna vince, perché io dico sempre, mi piace pensare che la montagna non è per gli arroganti, cioè a un certo momento lei è più forte, quindi sei tu che nel caso ti devi arrendere e se non ti arrendi te la fa pagare, quindi rispetto in primis per l'ambiente. Mettiti un po' più al centro che se no non ti vediamo bene. Così? No, dall'altra parte, sì, dall'altra parte. No, di là. Okay. Perché è il contrario, sì. No, che voglio vedere bene, voglio vederti bene qua che hai i timbri, no? Vedi che ci sono i timbri qua che... Sì, questo era quello qua. del 2019 ed ero a Rifugio Marinelli, dove avevo chiuso la girarifugi. Sei bella e mi felice. sono premiata. Sì, caspita. Caspita, prima non andavo quasi mai in montagna, quindi da non andare quasi mai a riuscire a completare la girarifugi è una bella soddisfazione. Anche qua eri felice però, eh? Sì. Quindi laureata in marketing, eh? Ti piace? Sì, in comunicazione. Sì. Tocca anche perché ci lavoro, quindi se non mi piacesse sarebbe un po' un problema. L'ho messo la foto perché la mia tesi di laurea era proprio sui metodi di comunicazione della regione e avevo parlato anche della turismo FVG, quindi è un po' un fil rouge che... Ma cosa hai raccontato? Se si zooma bene si legge il titolo, come l'amministrazione regionale promuove l'immagine del Friuli Venezia Giulia all'estero, a modalità di comunicazione diretta e indiretta. Io avevo fatto un tirocinio formativo in regione, all'ufficio corregionale all'estero e lingue minoritarie. E in quell'occasione era stato aperto un sito, infatti è il caso FVG World Player, in cui appunto si adunavano i corregionali all'estero di eccellenza, quindi quei corregionali che sono emigrati all'estero in tutte le parti del mondo, quindi dall'Australia al Canada,
l'Europa ovviamente, il Sudafrica, e che sono riusciti a diventare delle figure di spicco, no? E quindi nella mia tesi di laurea io dicevo che la regione, secondo me, oltre ad utilizzare i canali diretti come può essere la Turismo FVG, che quindi sponsorizza direttamente la regione, avrebbe dovuto anche utilizzare questi personaggi che sono innamorati pazzi del Friuli e che hanno una posizione di rilevanza nella loro terra d'arrivo, e quindi sono un buon biglietto da visita per i Friuli Venezia Giulia, e quindi secondo me dovevano essere usati. In parte è successo non con regionali all'estero, però con gli ambassador alla fine più o meno è stata fatta una cosa del genere, quindi viene data voce a chi la regione la vive, quindi non è solo uno sguardo istituzionale sul Friuli, ma è proprio lo sguardo di chi ci abita, di chi lo vive. Di chi lo conosce, no? Di chi lo conosce bene, il Friuli Venezia Giulia, lo racconta, no? Tra l'altro, proprio pochi giorni fa la regione Friuli Venezia Giulia, perché poi c'erano anche i comuni in altre classifiche, così, ma comunque come regione in questo ha vinto un premio come prima regione, no, in Italia, che è stato riconosciuto questo premio per capacità di raccontare le bellezze che abbiamo, no? Perché ce li abbiamo e le raccontiamo, no? E quindi siamo orgogliosi e tu sei una di queste, no? Sì. E qua, quindi una tesi vincente. Qua abbiamo già visto che tu non dormi, ma scrivi. Qua, dove eri qua? Sommersa, cioè eri sopra la neve, ma ce n'era tanta perché c'è il cartello è lì. Attenzione, pericolo neve. Sì, questa era le sorgenti del Piave, quindi verso l'ultimo tratto, verso le sorgenti del Piave. Anche qui, sempre alle sorgenti del Piave, con la mia maglietta, perché ovviamente la maglietta della Gira Rifugi si ritira a Sappada, e quindi dopo il ritiro e dopo una bella mangiata anche a Sappada, perché sempre andiamo a mangiare bene, poi sono andata a farmi una foto con la mia maglietta guadagnata. Ah, bello. Questo è il rifugio Walt in Valalba, e ci sono stata sempre quest'autunno ed è stato un bellissimo giro. Siamo saliti verso il bivacco Bianchi e poi siamo riscesi verso il rifugio Walt. Ecco. Quanta neve. Sì. Val Bartolo. Val Bartolo, sono stato anch'io. Sono stato l'anno scorso a Val Bartolo. Peccato che non era come una volta. Qua si vede. Questo è Ioannes, è il sentiero. Esatto. Questo è sempre il Floriani Cimenti. Qua avevo... questo qua è sempre il Pal Piccolo. Sì, perché sul blog parlo anche spesso di libri e ne ho letti un paio sulle portatrici carniche. Uno è il libro Fiore di Roccia di Ilaria Tuti, che è uscito recentemente, ma ce n'è anche un altro che ho qua, che si chiama Bucce d'arancia sul fronte di Nord-Est, e trattano tutti e due l'argomento delle portatrici carniche. E quindi, mentre scrivevo... Guarda che la gerla la portava anche mia mamma, anch'io quando ero piccolo. Quindi dicevi che... Sì, quindi quando ho letto il libro, poi sono andata a vedere qualche foto delle portatrici e ho fatto il confronto come ero vestita io. Quindi ho fatto tantissima fatica io, che ero vestita comunque tutto con abbigliamento tecnico, con la borsa dell'acqua sulla schiena, vestita leggerissima, e dopo mi fanno molta tenerezza pensare a queste donne che andavano su veramente con le gonne, con gli scarpes, eccetera. Quindi a maggior ragione rispetto per il ruolo, per il luogo in cui siamo, perché veramente queste persone hanno sacrificato tutto e quindi siamo fortunati. Qua batti 5 con la gubana. Sì.
E siamo Qua riusciti a sei con fare anche la Stefano. gubana in casa. Sì, sì, sì. Siamo riusciti a fare la Bene. gubana in casa e quindi da celebrare, direi. È venuta anche buona, quindi bene, Sì, bene. sì, sì. Bene. Ah, vedi che qua si vede Eccola. bene la maglia, ma sei proprio orgogliosa, eh? Sì. Gira, gira, gira rifugi. Mm-mm. Bene. Ah, bella vetta. Sì. Qua sono con Belle Stefano seche. sulla cima di Terra Rossa. Ah, sei stato anche lì, sì? A vedere Sì, gli stambecchi. e Stambecchi. Bello lì, eh? Ti arrivano proprio vicino, Mm-mm. a due Sì, passi. Sei stata proprio in vetta, in vetta, in vetta? sì, Eh? sì, sì, Non hai sono avuto riuscita ad paura, arrivare perché fino in... lì tremano le gambe Eh, sopra lì. diciamo che ce l'ho fatta, no? In questo caso avevo avuto paura in altri posti, ma poi sul Terra Rossa sono andata su abbastanza liscia. Avevo avuto paura sempre in zona Sappada, eravamo state sul Monte Lastroni e lì no, ho avuto un attimo di crisi, ma poi il Terra Rossa l'ho fatto liscia Mm. e poi Anch'io ho sono delle andata a bere la foto fantastiche. grappetta giù Ah, eh beh, sì, dopo sì. per Ascolta, ma rilassarmi. spiega dov'è il Terra Rossa, perché tutti si fermano sotto, no? Il rifugio, che e lì c'è l'altopiano del Montasio, no? Che si arriva da Sella Nevea, no? Quindi hai due possibilità per arrivare a Sella Nevea e anche forse tre, perché o arrivi dalla Val Raccolana, no? Dove c'è anche il frontone di Goriuda, arrivi a Sella Nevea e poi vai sul Montasio, l'altopiano del Montasio. Oppure puoi arrivare anche da Tarvisio, oppure puoi arrivare dalla Slovenia, no? Però spiega dov'è il Terra Rossa esattamente, vediamo come lo racconti. E il Terra Rossa è la montagna che sta esattamente sopra il rifugio di Brazzà, quindi basta semplicemente arrivare al rifugio di Brazzà e continuare oltre. C'è un primo pezzo che continua sui pascoli dietro il rifugio e dopo c'è una deviazione che va, se non erro, verso la sinistra e si inizia a salire accostando alla montagna e si arriva fino in cima, alla cima di Terra Rossa, appunto. Che Mi cosa c'è pare di là? di là si vede un po' di tutto, e adesso non mi ricordo benissimo, c'è gli off di Ma Montasio, adesso non mi sotto, ricordo. se vai su e cadi giù, quando sei in cima, dove arrivi? È sempre in Val Saisera, sì? Esatto, Sì, sì. Quindi sì, quando vai in Val Saisera vedi proprio quelle vette lì dove c'è il Terra Rossa, no? E direi sì. che fa paura, perché di là giù, dove scorre il Saisera, che va giù fino a Valbruna, dove c'è il rifugio che dicevi tu prima, no? Il rifugio di Mm, Cughi, mm. da lì vedi su, dove sei, e veramente sì, sono Mm-mm. vette bellissime, no? E di qua però tu sei qua, che tu vedi, sei girata, che vedi E io invece. stavo Mm, il Montasio. Il esatto. Montasio, poi c'è il Canin dall'altra parte. Ecco, si vede molto Mm, bene il canino anche dal rifugio sotto che dicevi tu prima lì, no? Dove ci sono le di maglie. Bracciano, sì. Bene, Tra bene. l'altro c'è anche il giro bellissimo da fare in inverno, sempre sul Montasio, si può partire da Sella Nevea, andare a piedi fino a Malgacred e Gnul, e poi si arriva ai piani del Montasio e si riscende a Sella Nevea. Sono un 12 Ah, km, quindi abbastanza lunghetta, però è molto bello. Se si come becca una anello, bella no? giornata. Sì. Allora, io sono istruttore di camminata sportiva, 12 km, Cividale del Friuli, li faccio come chi fa la camminata lenta, perché c'è la lenta, moderata e veloce, abbiamo tre gruppi facciamo, no? Quindi a 5 km orari, che è quello il minimo, no? Si dice il giusto per fare all'ora, perché serva, che se no uno che stia a 4 km può stare sul divano, no? O passeggiare con le mani giù.
Se invece le mani le usi, cioè le braccia le usi a 90 gradi, poni attenzione al respiro e tu fai 5 km all'ora, ti porta al benessere e veramente poi stai bene e non ti stanchi mai nella vita, puoi fare anche grandi cammini, no? Però 5 km all'ora, quindi 12 km, 2 ore, 2 ore e mezza, 2 ore e 20. Ma in montagna tutto cambia, quindi quei 12 km in quanto tempo li fai? Che dicevi che non è poco. Io ho imparato che dipende dal dislivello, quindi secondo me l'importante è capire quanti metri di dislivello si riescono a fare in un'ora e da lì tararsi. Io vedo che ne faccio circa 400, se non conto le foto che mi fermo a fare ovviamente, e quindi sulla base del dislivello riesco a capire abbastanza bene quanto tempo ci impiego a fare. Se non ricordo male, per arrivare fino al montaggio sono sui 600 metri di dislivello, però la difficoltà è arrivare fino a Malga Cred Mule, anche perché il primo pezzo ti stronca subito, perché parte con risalire un pezzo di pista, di una vecchia pista da sci, e quindi lì sei già con la lingua per terra. Dopo parte una strada forestale, arrivi a Malga Cred Mule, e da Malga Cred Mule sono ancora una mezz'oretta fino al montaggio, ma sei più o meno in piano, quindi la fatica è fatta. E dopo arrivi sul montaggio e si apre tutto. Se è una bella giornata e c'è la neve, se è aperto il rifugio, anche meglio, perché si ferma a mangiare il frico del Brazzà, che è molto buono. Vediamo qua, forse non avevo messo questo commento qua, che ce ne sono sui pieni di scoppiti, il completamento automatico non ce l'ho fatta. Ma ascolta, allora, tutte le volte che farò, perché io faccio l'intervista d'autore, che è una rubrica che è nata per mettere in risalto gli scrittori, gli autori, e quindi tu qua ci sei a pennello, perché comunque il libro uscirà presto, perché ormai chi vuole leggere alcuni capitoli va sul tuo sito, oppure può andare anche a vedere su Instagram, che comunque posti anche su Instagram, no? Oltre al blog che hai lì, hai anche una pagina su Facebook. Sì, sì. Come si chiama? Sì, è sempre The Writer's Mountain Hut. Comunque dal blog si arriva a entrambe, ci sono i link per arrivare a tutte e due. Vedi. Allora, volevo dire, sì, che uno può leggere già intanto i tuoi capitoli, non saprà il finale perché non è stato ancora pubblicato del libro, però dico che faccio anche poi delle interviste, che c'è un altro sottotitolo che si chiamano #meeting in cammino, no? Poi altri a seconda se sono meeting in viaggio o così. Quando invece parlerò meeting, vedremo come sarà, sui rifugi, ti chiamerò te e così li commentiamo ogni volta a te. Magari giriamo i rifugi, facciamo giro rifugi direttamente qua collegati. Praticamente, tanto per capirci, quando Rosa si concede a fare l'intervista, che sarà nel rifugio, che stiamo tutti piangendo adesso perché non è nel rifugio, quando sarà nel rifugio voglio che che ci sarai anche tu praticamente con me a commentare e a descrivere, perché la tua conoscenza è importante per far capire le persone all'approccio che serve quando si va in montagna, no? Quindi quello del dislivello, che tu fai 400 metri di dislivello, però poi appunto bisogna spiegare appunto anche le differenze, poi non basta secondo me solo quello, perché dipende anche da quanto è ripida, no? La salita, perché il dislivello, no? O no? O anche la difficoltà del percorso. Ad esempio, non ero in Friuli, ma quest'autunno siamo stati a vedere il lago di Sorapis, che è vicino a Cortina, e in quel caso i metri di dislivello sono 250, quindi è relativamente semplice, ma il percorso è bello tostarello, quindi si sta comunque un paio di ore abbondanti per arrivare a Sorapis, perché il percorso ci sono le cengie che tagliano il percorso. In quel caso abbiamo beccato la nebbia,
E secondo me è stata la Eh. mia fortuna, perché se avessi visto il burrone che c'era, probabilmente non sarei andata avanti. Invece c'era la nebbia Oh, e ma quindi allora nell'ignoranza sono andata. alcune cose le sveleremo chi ci segue in queste puntate che saranno costruttive e utili per chi si approccia, no? Quindi faremo un po' di, come si dice, di formazione, tipo un corso, no? In live, vedendo un po' anche i posti e ragionando su quello che magari tu hai già fatto, e così vedremo un po' appunto come si fa a affrontare la differenza tra un rifugio e l'altro, come si fa ad approcciarsi per salire, come bisogna organizzarsi, cosa bisogna leggere, come bisogna appunto ragionare per prepararsi. Però una cosa appunto adesso l'hai già svelata adesso, no? Che dicevi che appunto dipende anche Dal dalla percorso. dal percorso, no? Dalla propria esperienza, no? Mm-mm. Sì, Dove sei sì, qua? sì. È sempre Cappella Zitta. Ah, ma perché sta in silenzio? Zitta, cosa vuol No, dire? Zita di Borbone. Zita è il nome dell'imperatrice d'Austria, a cui è Ah. stata dedicata la cappella. Vedi, tu sei preparata, no? Perché se no uno va lì e non sa, invece è importante sapere di cosa si tratta, no? E quindi uno, se non sa, va a leggere le tue storie, no? Esatto, Perché tu esatto, racconti queste. esattamente, sì. Tra l'altro c'è anche la foto Qua sei, della... come si dice, in, Sì, ero in preghiera pre- perché c'era... Ah, non vedo la foto. dove sei Vedo qua? ancora... Non Vedo vedi? sempre Cappella Zitta. Vedevo sempre Cappella Zitta con le mie mani giunte in preghiera perché si aprisse un po' il... Ah, questo è il Monte Quar, fatto in autunno, Mhm. sul Quar, quindi un po' più vicina rispetto al Palpiccolo, ad esempio, però comunque è molto bello anche il Quar, e anche dal Quar c'è una vista molto bella. Diciamo che sono le camminate che andiamo a fare quando magari c'è un po' meno tempo a disposizione e quindi il bello del Friuli, che anche stando molto vicino alla pianura, hai comunque riesci a fare anche dei dislivelli abbastanza importanti, quindi non serve andare proprio sulle Dolomiti per camminare tanto, per fare dei dislivelli o banalmente per allenare un po' il fiato. E bella pendenza per Cappella Zita, sì, bella pendenza, sì, 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 sì. È lungo anche come percorso perché comunque è sempre costante, non lascia mai spazio, però è molto bello perché comunque hai i paesaggi della Val Saisera. E dopo, quando poche settimane dopo sono andata sull'Ussari, ho visto finalmente il paesaggio, ho intravisto Cappella Zita proprio dalla cima dell'Ussari, ho detto, beh, il paesaggio non era male, tutto sommato. Quindi sì. Secondo me Ah, Cappella Zita, ecco, io l'ho fatta in inverno con le ciaspole, però è molto buona, secondo me, come percorso da fare d'estate, perché è nel bosco e quindi probabilmente io non l'ho mai fatta d'estate, ma secondo me è fresco, nel senso che non ci sono, salvo poi arrivare in cima e la cappella è su un prato, quindi ovviamente quando si è in cima sì, sì. picchia, però il percorso è nell'ombra secondo me, quindi potrebbe essere una bella idea per quest'estate. Ecco, questa è Mm-mm. un'altra cosa da segnare, no? Quindi faremo un po', vedremo di quante cose parleremo nella puntata, no? Così metteremo anche un po' i capitoli. Questa cosa qua è importantissima, quello che hai detto, perché io che accompagno le persone a camminare sia sul cammino celeste, ma anche su altri cammini e anche sui percorsi che mappo io ad anello, io quando li mappo e decido di fare quell'anello, lo decido di fare in base alla stagione, quindi quando è il massimo splendore, no? Cioè, ad esempio, adesso quando c'è l'aglio orsino, si va a vedere quella zona dove c'è l'aglio orsino, no? Quando ci sono i ciclamini, che sono in settembre, bisogna andare a vedere i ciclamini, il parco dei ciclamini che è vicino a Pagnacco, non svelo dove, perché
se no la gente va da sola, allora invece li accompagniamo, no? Ma quindi queste cose spieghi tu anche, no? Che comunque tu dici a seconda di quello che è la stagione è il periodo ideale per andare a vedere un posto, no? E così c'è il massimo splendore. È bello anche in altre stagioni, ma si vedono altre cose, no? Perché i fiori vanno un po' a cicli, no? C'è il periodo che ci sono i mughetti, il periodo che ci sono i ciclamini, no? Che sono due momenti diversi, no? E quindi dipende cosa uno vuole andare a vedere, no? E allora è giusto sapere, perché certe volte se sbagli, perché magari se la luna è in ritardo, se il caldo non arriva, no? E magari arrivi una settimana prima e magari i fiori fioriscono dopo, no? Giusto? Quindi sono cose determinanti, no? Quando si va, se no uno Poi, rimane male. poi io sono, avendo lavorato per un periodo anche in Carnia, sono diventata, senza falsa modestia, maestra nel trovare il momento giusto per andare a vedere quello che in termine chic si dice foliage, quindi i Ah, il colori fogliame. dell'autunno, soprattutto a Fusine. E quindi veramente, secondo me, c'è un momento che non è un momento prestabilito nel corso dell'anno, cioè non è segnato sul calendario, sta semplicemente nel vedere i segnali che vedi in montagna, capire quando gli alberi iniziano a cambiare colore e avendo lavorato appunto in Carnia per un periodo, per più di qualche anno, e facevo la strada con la corriera, quindi avevo anche tempo per vedere il paesaggio senza distrarmi alla guida. Veramente si riesce a cogliere quando è il momento perfetto per andare in montagna e come Ah, si vede dalle foto riesco sempre più o meno a beccare il periodo giusto per andare a vedere il colore dell'autunno. L'autunno è la mia no, stagione preferita e quindi ma lo becchi, sì, sì, al di là dei gusti tuoi, ma comunque lo becchi perché comunque sei brava, perché appunto sei esperta in queste cose qua e questo si impara, no? E quindi è giusto che uno appunto ti segua qua, no? Qua sono andato a finire su Instagram, no? Che qua sì, vediamo un po' quello che sono le foto, i racconti, le storie che, che scrivi, no? sì, E qua ci sono appunto le anche storie. come le chiami? Come queste qua? Le Le storie in storie, evidenza, no? Quindi evidenza, sì. che li hai catalogati bene perché hai messo Monte Lussari, Cappella Zitta, Sappada, Monte Zoncolan e quindi qua c'è un po' tutto e poi qua si può accedere anche direttamente al tuo sito, no? Quindi qua traduci qua come ti descrivi tu? Un posto per scrittori, lettori e amanti della montagna. Non metto brutta musica nelle stories. Perché sono una fan del boss e quindi brutta musica con me no. No, l'unica cosa brutta, Ecco, vedi cioè qua che musica c'è brutta che avevo. Eccolo. metto, metto il cuoricino alla foto perché mi piace qua la foto col, col fricco. Vedi qua, con la polenta anche, perché è il fricco senza polenta, secondo me non sa di fricco, no? C'è il detto, miglior polente senza nue che nue senza polente, quindi la polenta è ancora prima del fricco. Ecco, vedi. Allora, cosa vuoi? Allora, intanto tu pensa a un aforisma, no? Perché se no qua non riusciamo più a vedere tutte le foto, no? E quindi voglio, di solito chiedo sempre un aforisma. Mi dice un aforisma? Io dico sempre, sempre in friulano ovviamente, non è un mal che non sia diante un ben. Quindi è la mia frase. Però traduci chi non lo sa, che non c'è un male, Non c'è un non è un male che non è male. anche un bene, che non è anche un bene. Esatto. E alla fine, secondo me, questa è la... Ma qua vedi che Sì, c'è anche perché... il timbro, eh? Cioè praticamente avete fatto il libro dei timbri, praticamente Eh sì, l'ha questa fatto sono a io. mano, no?
Questa sono io Ah, sì, perché tu puoi è scrivere. recente. Sì, 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 sì. 10 ottobre Ah, bene. 2020. Mm-mm. Quindi Sì, tu tieni due blog, quello cartaceo qua e quello online. esatto. Caspita, bravo. Qua vediamo un po' di foto di te che sei felice. Eh. Ecco qua, quando Heidi che arriva dalla città, arriva con la borsetta, no? Sì. E lo zaino, no? Lo zaino. Qua adesso mi dirà qualcosa Rosa, perché l'ultima volta che sono stata a trovarla mi ha detto io e tu la rasmico in giro con i jeans, e invece ero in giro anche con i jeans. Ma Ah. appunto questa è stata scattata dopo la rottura col mio ex moroso, e papà mi ha portata in montagna e quindi ero felicissima e sono arrivata a Fusine, dovevo fare solo il giretto del parcheggio e dopo mi sono sentita così bene, stavo così bene che ho detto andiamo su, ma anche se ero vestita per andare al Città Fiera. E quindi sono ritornata giù incolume, per fortuna avevo gli scarponi ai piedi, almeno quello, e il giorno dopo sono andata alla Decathlon a prendermi un paio di scarpe decenti e almeno i pantaloni. I pantaloni. Ascolta, chiudiamo, che se no siamo troppo tempo online, perché qua sono troppe cose da raccontare, da vedere. Ne parliamo la prossima volta che ci risentiamo, se hai piacere. E chiudiamo qua con questa casetta di Malgapriu, no? Se vuoi descriverla un attimo, che questa qua è veramente una chicca, Sì. no? Sì, Eh, è veramente una chicca. Tra l'altro devo rimettere anche sul blog, volevo proprio risponsorizzarla perché adesso dovrebbero più o meno aprirsi le prenotazioni. Quindi se si ha la possibilità è veramente secondo me un'esperienza da fare perché ci sono queste, io le chiamo le pigne, però sembrano anche un po' un alveare attaccato all'albero. E sono due casette sull'albero fatte interamente in legno, ce ne sono due, una è più arredata in stile montanaro, l'altra è più moderna, e noi eravamo in quella stile montanaro ed è veramente pazzesco perché su Instagram c'è anche una foto fatta di notte, hai questa pigna che sembra un faro nella foresta e come si vedeva prima dalla foto c'è veramente la vista su Tarvisio, si vede il Lussari ed è veramente un'esperienza unica perché è come essere immersi veramente nella natura, cioè si svegli, si sentono gli uccellini che camminano sulla pigna, poi sopra la pigna ha due piani, anzi tre, perché c'è no, ma non sotto svelare tutto, perché non svelare tutto, allora no. uno deve andarci. Mm. Venite con noi che vi accompagniamo. Allora, Elena, grazie, è stato un piacere. Che dire, veramente grazie infinite, ci hai fatto sognare, ci hai fatto vedere e immaginare, ma soprattutto osservare i posti. Complimenti come sei bravissima nel raccontarli. Quindi grazie a tutti, anche chi ci ha seguito, veramente in tanti e tuttora ci seguono, vedo parecchi. Molti mi piace, tanti cuoricini, quindi è stato un piacere e quindi che dire, Elena? Grazie, grazie a te. Bene, Bene, allora, buonanotte. se siamo tutti e due social ambassador, chi vuole andare a vedere le storie, quelle più importanti, andate anche su Turismo FVG, cercate Ambassador e cercate me, Romano Paludniak, ma soprattutto Elena Feresin. Ecco qua, che ti fanno anche gli irriducibili che ci hanno seguito perché sono stati veramente tanto. Anche tua mamma, grazie, ed è grazie, bisogna dire grazie a tua mamma, che è Grazie. lei che ti ha trasmesso e che ti ha insegnato, no, all'inizio, no, che ti ha Mm, portato no, mm, con tuo papà. sì, sì, bene. Ok, Grazie bene, veramente. ci vediamo alla prossima. No, ci sarai ancora, Elena. Certo. Bene,
ci vediamo ancora. Ah, Elisabetta, tua sorella, chi è? Mia cugina, montanara anche lei, ha la passione anche lei Ah, per la vedi che montagna. che c'ha lo zaino anche lei. Mm-mm. Bene, dai, allora la promessa l'abbiamo fatta a Rosa, quindi ci vedremo sia nella diretta che faremo con Rosa, ci farai compagnia anche tu, ma soprattutto quando andremo al rifugio, perché lì bisogna assolutamente andare, non basta solo parlarne e scrivere, ma sono esperienze che bisogna vivere sul momento. Però intanto per sapere dove andare, ma e sapere anche in che modo andare, seguite Elena Feresin. Va bene, ciao a tutti, ciao ciao ciao.